possibilità di assumere personale, fondi tagliati e autonomia bloccata. I sindaci del Veneto mettono questi tre temi fondamentali sul tavolo e mandano a Roma una serie di richieste. Maxi processo per la camorra sul litorale, anche la Regione Veneto si costituirà parte civile, prima l'avvocatura si riserva di valutare ogni singola posizione. A Vicenza è il 10° giorno consecutivo in cui si supera il limite di PM10, da domani scatta l'allerta rossa. Stuprata la notte di Natale, la denuncia di una giovane studentessa padovana che si è risvegliata sotto un ponte in centro storico a Padova, indaga la squadra mobile. Lo scorso giugno a Treviso la scoperta in un appartamento del corpo mummificato di un uomo morto da mesi, vegliato dalla madre 73enne che ha continuato a riscuotere la pensione del figlio, ora l'anziana è stata denunciata. Grave incidente sul lavoro a Monfumo nel Trevigiano, padre e figlio cadono da 10 metri mentre stanno potando un albero, si trovavano sulla piattaforma fissata ad un camion che si è ribaltato su un lato. Sarà l'occasione della beatificazione di Papa Luciani a portare tra le montagne bellunesi Papa Francesco. La promessa al presidente della provincia padrina l'ha fatta lo stesso pontefice. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con le richieste dei sindaci veneti a Roma. Sul tavolo tante le questioni aperte, dalla poca possibilità di assumere personale ai fondi tagliati per 8 milioni di euro e ancora l'autonomia bloccata. I sindaci mettono questi tre temi fondamentali sul tavolo e mandano appunto a Roma una serie di precise richieste. Assunzioni, fondo di solidarietà comunale e autonomia. I sindaci del Veneto battono i pugni sul tavolo e mandano al governo e al Parlamento quello che suona come un ultimatum. Sul piatto c'è subito la richiesta di rivedere i contenuti del recente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle assunzioni, in modo da poter garantire ai cittadini il giusto numero del personale nei comuni. Poi ci sono i famosi 7,8 milioni di euro che non arriveranno ai municipi veneti dal fondo di solidarietà. E naturalmente la madre di tutte le battaglie venete, l'autonomia. Sono questi i contenuti del documento presentato dall'Anci del Veneto, che verrà sottoposto a tutti i sindaci della regione e che sarà poi inviato a Roma. Questo fondo di solidarietà vede il Veneto penalizzato per 7,8 milioni di euro. Significa che il governo riconosce 7,8 milioni in meno per servizi che sono destinati ai cittadini. È una doccia fredda che è arrivata con la finanziaria, quindi sotto le feste di Natale. Le ricadute sulla quotidianità dei cittadini veneti sono assolutamente immediate. Ecco perché. Questo governo chiede ai comuni di approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre. Molti dei comuni veneti l'hanno già fatto e quindi i tagli vanno a penalizzare e costringono i sindaci a dover obbligatoriamente fare dei tagli ai servizi primari per i cittadini. I sindaci del Veneto promettono quindi battaglia e chiedono un deciso dietrofront al governo. Un taglio che noi non accetteremo in alcun modo. Abbiamo evidenziato le criticità, abbiamo portato delle soluzioni chiedendo di rivedere i parametri di distribuzione appunto di questo fondo, tornando semplicemente al vecchio sistema. Porteremo 3 proposte costruttive a questo governo, chiederemo di rivedere la distribuzione del fondo di solidarietà, di rivedere i parametri del turnover per le assunzioni dipendenti e poi chiederemo a gran voce di rimettere al centro dell'agenda amministrativa l'autonomia. E adesso il maxi processo per camorra sul litorale veneto, anche la regione si costituirà parte civile, lo farà nelle prossime udienze, ma prima l'avvocatura si riserva di valutare ogni singola posizione. Anche la Regione del Veneto si costituirà parte civile nel maxi processo contro la camorra, ma prima attraverso la propria avvocatura vaglierà ogni singolo capo di imputazione, ogni singola posizione. Dietro quindi alla mancata costituzione nel primo giorno di udienza preliminare da parte di Palazzo Balbi c'è una strategia, quella di indirizzare le proprie energie processuali nei confronti dei soggetti che maggiormente hanno provocato un danno d'immagine e istituzionale alla città di Eraclea e all'intera costa, da Caorle a Jesolo. Questo vale anche nei confronti dell'ex sindaco eracleense Mirko Mestre, che ha chiesto il giudizio immediato, e che sia il tempo della strategia processuale lo affermano anche i tanti legali che hanno affollato l'aula bunker di Mestre, dove non si assisteva a scene del genere dai tempi di Felicetto Maniero. 76 gli indagati da Eraclea, Venezia, Caserta, ma anche da Padova e Treviso. Che la situazione sia fluida lo confermano gli stessi difensori, in questo caso l'avvocato Jacopo Stefani, legale di Giacomo Fabozzi, una delle posizioni più delicate. È ancora tutto in itinere e la valutazione verrà fatta all'esito di quest'udienza.
Altrettanto delicata la posizione del sandonatese Samuele Faè, accusato di concorso. Adesso valutiamo qual è la posizione del GUP anche rispetto alle indagini ulteriori di cui è stata depositata documentazione solo venerdì, dopodiché valuteremo. Ma c'è anche chi ha già le idee chiare, come nel caso dell'avvocato Enrico Tognetti, che difende un italiano e 2 stranieri, accusati anche di cessione di armi e droga, entrambi al momento irreperibili. Non ci saranno richieste di vita alternativi per nessuno dei 3 assistiti. Per quanto riguarda il soggetto italiano, penso che potrà essere chiarita la sua posizione. Intanto oggi a Verona è iniziato con la prima udienza preliminare il procedimento a 6 componenti della famiglia calabrese Multari, 6 le persone imputate di estorsioni in serie con l'aggravante dell'intimidazione mafiosa. Tra le ipotesi di reato anche violenza o minaccia, resistenza pubblico ufficiale, incendio, minaccia e tentata frode processuale. E a dire che le mafie e gli atteggiamenti mafiosi vanno respinti sia dai cittadini che soprattutto dalle istituzioni è il ministro veneto ai rapporti con il Parlamento Federico D'Inca. L'auspicio, dice, è che gli amministratori veneti si schierino con coraggio, fermezza e convinzione in tutte le sedi dalla parte della legalità e contro chi mette in piedi sistemi marci come quello finito sotto la lente di ingrandimento ad Eraclea. Eraclea, dove il giorno dopo al via al maxi processo si chiede di ricominciare da zero. Adesso la giustizia faccia il suo corso, affermano i cittadini che sperano si possa evitare il commissariamento del comune per mafia. Non andare più a votare e vanno a casa tutti, debellare tutto il sistema. Riniziare da zero, perché se non si rinizia tutto da zero non si ottiene più niente. Dovevano svegliarsi prima. Perché dice questo? Perché 20 anni che vanno avanti con questa situazione. C'è esasperazione in piazza Eraclea. È dal blitz del 19 febbraio dell'anno scorso che la situazione è sospesa e all'indomani dell'avvio del maxi processo contro la camorra nell'aula bunker di Mestre la richiesta è soltanto una: voltare pagina una volta per tutte. Eraclea molto probabilmente ha l'intenzione di partire, di cambiare marcia per un'amministrazione, un comune che faccia il bene della comunità e del paese. È un pessimo effetto, però è importante che venga fuori, che la gente prenda coscienza che il problema c'è veramente, che non è una montatura e che quindi prenda coscienza che abbiamo bisogno di fare qualcosa di importante contro questo problema. In municipio il commissario prefettizio Giuseppe Vivola è al lavoro, gentilmente dice di non voler rilasciare dichiarazioni, che il momento è delicato. Non è opportuno, insomma, veramente. Ti ringrazio. Oltre al processo, del resto, la partita è anche amministrativa, con il Viminale che sta decidendo se sciogliere il comune per mafia, il primo caso del genere in Veneto, un'ipotesi che preoccupa. Vengo su, abito qua in centro, vengo su il pomeriggio e basta, ma vado al bar, non si parla altro che di questo e basta. Non si sa più nulla neanche come comportarsi, insomma. Non resta quindi che guardare al corso della giustizia e al nuovo anno. Abbiamo fiducia nella magistratura e basta, farà il suo corso come è giusto che sia. Speriamo che adesso con il nuovo anno, insomma, se si riparta da zero, vediamo insomma, che cosa farà la giustizia. Insomma. L'allerta smog adesso con San Bonifacio e Vicenza, unici 2 comuni veneti dove scatta l'allerta rossa nel capoluogo berico, 10° giorno consecutivo in cui si supera il limite di PM10. 2020, Odissea nello smog, un anno che inizia nel segno del PM10, le polveri sottili prendono a schiaffi la pianura padana e Vicenza trascorre ancora una giornata, l'ennesima giornata, la 10ª consecutiva, con la materia particolata che supera i limiti dei 50 microgrammi al metro cubo d'aria. Le polveri sottili accentuano e cronicizzano infezioni, virosi respiratorie, allergie. È il momento di dire stop, da venerdì scatta l'allerta rossa. E giù la lista dei divieti. Non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30 in centro storico e nella prima cintura urbana di Vicenza i motori a benzina Euro 0 ed 1 e i diesel Euro 0, 1, 2,
3 gli Euro 4 privati e da domani anche quelli commerciali, ma solo dalle 8.30 alle 12.30. Insomma, stiamo parlando anche di veicoli venduti fino a 12 anni fa. La battaglia per l'ambiente è sacrosanta, ma così ricade sulle classi meno abbienti in un momento di crisi economica in cui i più facoltosi cambiano macchina ma non stile di vita. Gli altri invece devono trovare nuovi centri di gravità. Questo vale anche per le attività. Lo Stato deve fare la propria parte, prevedere incentivi concreti, non può lasciare il peso di questa battaglia ambientale sulle spalle delle piccole imprese e degli artigiani che rappresentano il tessuto economico vicentino e del nord-est. Io credo che questi blocchi del traffico sicuramente si devono fare, ma alla fine non sortiscono un grande effetto. Quello che noi continuiamo a dire da anni è che si deve incentivare il cambio dei mezzi, del parco macchine, arrivare più possibilmente vicino a un utilizzo di mezzi Euro 6, ma con tempi e con degli incentivi che diano la possibilità agli imprenditori di ammortizzare i beni che hanno in casa. Molto spesso i tempi di ammortamento sono inferiori a quello che richiede la legge per il cambio di questi mezzi e l'unico sistema è quello degli incentivi. Chi non rispetterà le limitazioni dovrà pagare sanzioni da 164 a 664 euro, multa grossa per un'allerta rossa. Il 2020 inizia così, una vera e propria odissea nello smog. Un modello scientifico capace di prevedere le piene dei fiumi con un anticipo che permetta di prendere decisioni efficaci a tutela di popolazione e territori. È quello messo a punto dalla Regione Veneto e ora pronto ad essere esportato a livello nazionale. Prevedere per prevenire. Si può sintetizzare così il modello previsionale delle piene fluviali messo a punto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università di Padova in collaborazione con la Regione Veneto. Un motto semplice per un sistema complesso, un modello unico in Europa al quale sta guardando con estremo interesse anche il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed un modello testato già con successo in occasione della tempesta Vaia. Quali fiumi è attivo questo sistema e quali saranno i prossimi? Ma è attivo già da tempo su alcuni dei principali fiumi del Veneto, quindi tutto il bacino del Brenta-Bacchiglione, sul bacino del Piave, sul Muson dei Sassi, e stiamo lavorando per estenderlo a tutti i bacini del Veneto. È un lavoro di squadra in cui si fa rete tra le opere che vengono fatte sul territorio, come i bacini di laminazione, le previsioni del tempo, questi modelli di calcolo. Assolutamente, è un sistema complessissimo. Quando si parla di protezione civile spesso si pensa alla gestione dell'emergenza, in realtà un aspetto importantissimo è la previsione e la prevenzione. Dunque ad opere come diaframmature, consolidamenti arginali, briglie, bacini di laminazione e ad una previsione meteorologica sempre più accurata si affiancano ora questi sistemi di calcolo che possono disegnare con precisione lo scenario sul territorio, perché non basta sapere quando e quanto pioverà, ma anche quale sarà il riflesso esatto della pioggia sui fiumi. Un modello che peraltro sarebbe applicabile anche alla laguna di Venezia. Vedo che c'è una previsione di una situazione d'emergenza, quanto ci vuole a compiere questo calcolo? Beh, pochi minuti, una decina di minuti. È noto lo scenario della previsione meteorologica, in una decina di minuti tutto è realizzato e predisposto, sia i rapporti che servono per dare l'allarme in senso generale, sia anche invece rapporti più specifici che sono rivolti agli specialisti. La denuncia, siamo alla cronaca, la denuncia di una studentessa padovana che ha raccontato di essere stata stuprata la notte di Natale. La giovane si è risvegliata sotto un ponte in centro storico a Padova. Sulla vicenda indaga ora la squadra mobile. Ha aspettato qualche giorno, sotto shock si è tenuta dentro tutto, poi non ce l'ha più fatta e ha denunciato lo stupro. Protagonista una 21enne padovana che ha raccontato di essere stata violentata sotto un ponte in città mentre stava tornando a casa dopo una cena alla vigilia di Natale. La studentessa ricorda di essersi svegliata il giorno di Natale mezza nuda sotto il ponte di San Giovanni in pieno centro storico. La sera prima era stata in un locale del ghetto con degli amici e aveva bevuto qualche bicchiere di vino e 2 amari. Poi il blackout fino al risveglio sotto il ponte. Sopra di lei uno sconosciuto che ha descritto con carnagione olivastra, capelli brizzolati sui 40-50 anni.
L'uomo si è subito allontanato lasciandola sola. La ragazza, secondo il suo racconto, si sarebbe rivestita e tornata a casa. Solo un paio di giorni dopo si è sfogata con la madre, che l'ha subito portata in ospedale. Riferita a violenza sessuale, scrivono i medici sul referto, prognosi 30 giorni. Nel frattempo il caso è nelle mani della squadra mobile di Padova, che dovrà visionare le telecamere di sorveglianza della zona e che ha già effettuato alcuni sopralluoghi sul luogo del presunto abuso sessuale. In queste ore sono stati ascoltati anche gli amici che hanno trascorso la serata con la 21enne, anche se lei esclude che il violentatore sia un conoscente. Nel frattempo la ragazza, che studia all'estero, è ripartita. Aveva denunciato ai carabinieri di Rovigo di essere stata rapinata da un cittadino straniero che le aveva portato via il cellulare, ma la storia, raccontata da una 18enne rodigina, è risultata inventata. Sono stati gli stessi militari dell'Arma, a cui la giovane si era rivolta, a portare alla luce la verità. Per la giovane scatterà ora una denuncia a piede libero per simulazione di reato. E adesso i risvolti giudiziari della vicenda che risale alla scorsa estate a Treviso, di una madre 73enne che aveva vegliato per mesi il figlio 50enne disabile morto in casa. Dopo le indagini della squadra mobile trevigiana arriva la denuncia nei confronti dell'anziana per truffa ai danni dello Stato. È vero che andava al bar e prendeva 2 brioche, uno anche per il figlio. Ma sempre lo vedevo, io lo incontravo sempre sulle scale, lo aiutavo anche, aveva la borsa, faceva le spese. Una brioche anche per il figlio, che però non poteva mangiarla, visto che era morto da mesi. Probabilmente sono partiti anche da questo particolare gli investigatori della mobile trevigiana per arrivare alla denuncia della mamma di 73 anni che per mesi, fino al 20 maggio scorso, aveva vegliato il figlio morto in questo appartamento in uno dei condomini popolari lungo via Castellana a Treviso. Una storia di degrado familiare e probabilmente anche cognitivo, considerando che il caso è venuto alla luce da una segnalazione alla polizia da parte dei vicini, che proprio non ne potevano più dell'odore nauseabondo che arrivava da quell'abitazione. Io doveva con mascherina uscire, entrare, andare fuori, e ho detto che non si può vivere. Abbiamo parlato con tanti, niente, fino che già è arrivato fino a qua abbiamo deciso di chiamare qualcuno. Dentro gli agenti della volante avevano trovato il corpo mummificato di un 50enne reso disabile al momento del parto. Una vita da assistito, sostenuta dai 900 euro della pensione di invalidità e garantita dalla presenza costante della mamma, che ha continuato a vegliarlo anche quando, per cause naturali, l'uomo è deceduto nel suo letto verso la fine di settembre del 2018. Lei ha fatto come nulla fosse, andando anche a ritirargli la pensione. Ed è su questo che gli inquirenti non vedono chiaro, sulla capacità cognitiva della 73enne, che almeno davanti allo sportello postale era perfettamente lucida, presentando volta per volta la delega al ritiro della pensione del figlio da mesi deceduto sul letto di casa. Era pulita, pulitissima, ma molto bene sistemata, usciva fuori. Non lo so. E da qui la denuncia per truffa ai danni dello Stato, occultamento di cadavere e mancata segnalazione del decesso della donna, che nel frattempo è tornata a vivere a Milano, abbandonando l'appartamento che, come si vede, da maggio continua ad avere tutte le imposte aperte con la pioggia che entra dentro e che causa l'odore e il degrado generale. Nessuno è ancora riuscito a svuotare. Ma si rovina muri. E per noi che abitiamo qua è pericoloso. È sporco come prima. Sono venuti a riportare. Sono svenuti qua, quella che volevo lavorare, 2 ragazzi, 3, non lo so, sono svenuti con mascherina, ma è svenuto uno, è venuta ambulanza. Prima di fermarci per la pubblicità, un'ANSA che riguarda le indagini per Veneto Banca, la Procura della Repubblica di Treviso, lo leggiamo insieme negli atti di chiusura delle indagini sul crack e l'azzeramento dei titoli di Veneto Banca, ha formulato l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa nei confronti di 6 indagati, tra cui l'ex amministratore delegato Consoli. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, il top manager, insieme ad altri dirigenti e responsabili di vari reparti, avrebbe strutturato un sistema volto a raggirare la clientela attraverso la vendita a condizioni inique di azioni ed obbligazioni. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, ancora la cronaca con un grave incidente sul lavoro accaduto nel Trevigiano a Monfumo. Padre e figlio cadono da 10 metri da una piattaforma per la potatura degli alberi.
Incidente sul lavoro stamane poco prima di mezzogiorno. Siamo a Monfumo, in via Belvedere, all'interno di un giardino privato. Il proprietario aveva chiamato qualche giorno fa per la potatura di un albero troppo alto. Padre e figlio sono arrivati da Maserra con un camioncino dotato di piattaforma e braccio meccanico, di quelli che si usano proprio per la potatura ad alta quota. Dopo aver posizionato il mezzo si sono portati ad altezza albero, ad una decina di metri dal terreno. Probabilmente il braccio meccanico azionato lateralmente è stato sporto un po' troppo. Sta di fatto che per effetto leva il camion si è adagiato sul fianco sinistro. Dal peso i due hanno fatto un volo di 10 metri, in parte schiacciati dal pesante braccio. Allarme immediato da parte di un testimone che ha assistito alla scena, ha subito allertato il 118 di Crespano. I sanitari intervenuti con un'ambulanza medicalizzata hanno confermato da subito la necessità dell'elisoccorso per il padre di 59 anni diretto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in codice 3. Per lui contusioni multiple al torace, alle gambe, al bacino, alla schiena. Per il figlio di 30 anni si è reso necessario comunque il trasporto all'ospedale di Castelfranco Veneto a bordo dell'ambulanza medicalizzata. Sospetto trauma al bacino e alle caviglie. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco di Montebelluna, i carabinieri di Asolo e lo Spisal. Posto incendio ieri sera a Rosà, è stato completamente distrutto un ristorante pizzeria, non è esclusa l'origine dolosa. Ecco ciò che resta del ristorante J'adore di Rosà. Il locale di via Monsignor Caron è andato completamente distrutto, divorato dalle fiamme che ieri sera si sono propagate velocemente al suo interno, inghiottendo ogni cosa. I muri sono neri, le vetrate scoppiate, le sedie, i tavoli, tutto è andato bruciato. Ci sono voluti i vigili del fuoco di Bassano, Cittadella e Vicenza, 14 operatori all'opera per ore per domare il vasto incendio. A dare l'allarme è stato un passante che ha visto il fumo uscire dal locale e proprio a causa del fumo denso un uomo residente nell'appartamento sopra la pizzeria è rimasto intossicato ed è stato portato in ospedale. Questa mattina la situazione è spettrale, i vigili del fuoco e i carabinieri sono al lavoro per fare chiarezza sulle cause del rogo. Stiamo verificando le cause che hanno determinato poi questo incendio che, come vedete, ha devastato questo locale. Non è escluso il dolo. Non possiamo assolutamente escluderlo, stiamo investigando ovviamente senza tralasciare alcun indizio, vediamo dove arriviamo con le indagini. Il locale era chiuso in questi giorni? Sì, era chiuso, dovevano effettuare dei lavori ed era comunque prevista una riapertura imminente. Come potete vedere alle mie spalle, anche questa mattina ci sono i vigili del fuoco all'interno del locale J'adore qui a Rosà. Stanno cercando il punto d'origine del vasto incendio che ieri sera ha completamente distrutto il locale. I danni sono ingentissimi. I 3 gestori del ristorante J'adore, che come detto in questi giorni era chiuso per dei lavori di sistemazione dell'impianto di riscaldamento, sono disperati per quanto accaduto. I gestori ovviamente sono disperati per questo incendio e insomma stanno cercando di capire anche loro che cosa è successo. Ci vorrà del tempo per capire, per far luce sulle cause di questo terribile incendio. Voltiamo pagina, sarà l'occasione della beatificazione di Papa Luciani a portare tra le montagne bellunesi Papa Francesco. La promessa al presidente della provincia Padrin l'ha fatta lo stesso pontefice al termine dell'udienza generale in Vaticano. Nel lasciarlo l'ho invitato a venire a Belluno e lui mi ha risposto che verrà per la beatificazione di Papa Luciani. Mi auguro veramente che possa concretizzarsi un po' questo sogno per tutti i bellunesi. Un'emozione grande, le parole di Papa Francesco hanno suscitato una gioia immensa in tutto il bellunese che da tempo aspetta una visita del Santo Padre nella terra che diede i natali a Papa Giovanni Paolo I. Il pontefice ha fatto riferimento alla beatificazione di Albino Luciani, che è già diventato venerabile. La causa di canonizzazione è in corso oramai da anni e ora c'è quel passaggio che la Chiesa richiede, cioè l'approvazione di un miracolo che si sa essere accaduto in Argentina, nella diocesi di Buenos Aires, e la Curia Romana sta valutando la presunta guarigione. L'ultima parola spetterà alla congregazione e poi a Papa Francesco, che mercoledì al termine dell'udienza generale in Vaticano con la sua risposta forse ha annunciato che i tempi sono oramai prossimi. Sarebbe veramente un'occasione unica e straordinaria per incontrare una persona che rappresenta la Chiesa, ma soprattutto rappresenta tutta quella popolazione
di bambini, malati, sofferenti, che lui anche oggi nell'udienza generale ha ricordato. Loris Serafini, direttore del museo e della casa di Papa Luciani, si dichiara prudente. Attendiamo l'annuncio ufficiale, ci dice al telefono, mentre il pellegrinaggio dei fedeli a Canale d'Agordo continua incessante. La casa natale di Papa Luciani è stata aperta tutti i giorni durante le festività. Ora le visite proseguiranno su prenotazione fino a Pasqua, per poi riprendere con regolarità ogni fine settimana. È stata accertata l'identità del tifoso che durante il match Verona-Brescia del 3 novembre scorso aveva iniziato ad intonare dei cori razzisti nei confronti di Mario Balotelli. L'uomo è un agrigentino di 38 anni nei confronti del quale il questore di Verona ha disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Utili all'individuazione del responsabile sono state le immagini delle telecamere e le testimonianze dei presenti. Per questi motivi l'agrigentino non potrà accedere per i prossimi 5 anni agli impianti sportivi sia sul territorio nazionale che su quelli dell'Unione Europea. A Verona poi, durante le giornate in cui si svolgeranno le partite di calcio, all'uomo è stato fatto divieto di accedere a determinate zone della città interessate dal transito delle tifoserie. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, si parlerà di immigrazione ma non solo, insieme ad Antonio Calò, insegnante e cittadino europeo 2018. Poi a seguire, in prima serata alle 21:15, torna la Zanzega che arriva in Valbelluna tra Castelli, Panorami Dolomitici, Feltre, Borgo Valbelluna e Cortina, e saranno le mete toccate dai protagonisti che visiteranno il centro storico di Feltre, quindi Quero, il lago di Arsiè, Forte Leoni, e poi la puntata si concluderà a Cortina tra panorami unici al mondo. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Meteo. Non cambia la situazione, l'anticiclone che garantisce bel tempo sul nostro paese ormai da alcune settimane sarà dominante anche nella giornata di venerdì 10 gennaio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto iniziali foschie e nebbie in pianura, poi in successivo il dissolvimento e lasceranno spazio ad un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ovunque. Dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità sulle zone pianeggianti. Temperature minime piuttosto fredde e sotto zero ovunque, massime fino a 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il sole sarà prevalente, salvo addensamenti sulle zone costiere, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige con tanto sole e al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime anche qui sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione, arrivederci.